Le consultazioni in corso al Quirinale per la formazione del governo. Quale Presidente del Consiglio incaricato? Sondaggio del Videogiornale ad Agrigento. Le interviste di Davide Saglia. Fatto il Presidente della Repubblica, chi vorreste come primo ministro? Come primo ministro veramente ci mettesse, a cui ci potevamo mettere come primo ministro. I nomi che si fanno per adesso sono tanti, da Renzi a Amato, si parla... Amato, manco andiamo a parlare da Amato. Amato ci se non accogliere cacocciole. Chi è l'uomo adatto per guidare l'Italia? Ma l'uomo adatto per guidare l'Italia io sarei d'accordo per Rodotà. Quindi un governo, diciamo, tecnico sempre, però con la guida di Rodotà. Tecnico con la guida di Rodotà e che farebbero capo anche ai grillini. Chi è l'uomo adatto per guidare l'Italia? Come Presidente del Consiglio? Nessuno. Nessuno. E chi dovrebbe adesso dare una linea politica all'Italia? Il capo dello Stato, solo lui. Quindi lei vuole un governo del Presidente? Sì. Solo e unicamente del Presidente. Non voglio essere gestito né da Berlusconi né dalla sinistra. L'uno perché è un delinquente, l'altro perché sono incapaci. Tutto qua. Secondo lei invece chi dovrebbe guidare l'Italia? Per me vado controcorrente, ma Monti, perché ha iniziato già una sua strada, dovrebbe per me cittadino vedere se completa quello che lui aveva deciso di fare prima che ci fosse tutto questo tram tram e tutto questo gozzabuglio di partiti, di inciuci e di meno. Per me Monti. Io penso che non sia opportuno rivolgersi a persone che già hanno dato e hanno fatto la loro stagione politica. Credo che sarebbe bene un rinnovamento, anche se effettivamente è abbastanza difficile. Si fanno le voci di Amato, si fa il nome di Amato, Amato però ha dei trascorsi, è certo sicuramente una personalità, ma secondo me è necessario cercare di dare un cambiamento e di dare un segnale alla popolazione, ai cittadini. Certo è veramente difficile individuare un nome adatto. Si parla anche di Renzi come guida per l'Italia, un governo del Presidente. Secondo lei qual è? Ma io credo però che sia opportuno probabilmente un passaggio elettorale per cercare di fugare qualsiasi dubbio in relazione alla effettiva rappresentatività degli italiani anche al governo, soprattutto al governo. Certo Renzi è un rinnovamento, ha anche lui probabilmente delle pecche o delle cose, ma nessuno è perfetto. Su chi è l'uomo adatto per guidare l'Italia? Renzi, va bene Renzi? Non si sa proprio quale possa essere il Presidente per guidare l'Italia. Comunque, visto che si vogliono i giovani, potrebbe essere una buona scelta. Tra i nomi che si fanno si parla di Renzi, di Amato, a te chi piacerebbe? Ma qualcuno che bene o male ha la coscienza pulita, perché vedendo la situazione all'interno di questo Parlamento nessuno ha la coscienza pulita. Sono solo dei personaggi proprio che non fanno altro che fare televisione, da 4 mesi che si vedono queste persone in televisione, tutto, basta. Renzi, se Renzi è d'accordo e fa la persona seria lo faccia. La gente non ne può più di nessuno, se tu parli di politica in mezzo alle strade non ne possono più le persone. Allora una volta e per sempre cercate di fare le persone serie, dico, ma no che non c'è per fare un Presidente della Repubblica 1 mese e mezzo e poi è rimasto sempre quello che c'era. Per fare il Presidente del Consiglio se ne va Monti, ora Cutrasi, un altro San Gesuca che è peggio di Monti, e dico cerchiamo di fare le cose giuste almeno che ci state rappresentando. Queste persone rappresentano te, me, lui, tutti rappresentano, ma sono veramente dei delinquenti autorizzati e si vede all'occhio del giorno, sono persone fallite e cercano ancora di rubare sangue, succhiare sangue alle persone, disoccupazione è a manetta, non c'è più niente da fare, veramente vi dovete vergognare tutti, vi dovete vergognare, iniziare dal primo politico di Agrigento, al primo politico del Friuli Venezia Giulia, siete una massa di delinquenti autorizzati. Fatto il Presidente della Repubblica, chi è adesso l'uomo adatto per guidare l'Italia? Io penserei a Gianni Letta, poi è tutto da vedere. Secondo lei invece? No, non saprei. Si parla di Renzi, di Amato, sono nomi che le piacciono? Non saprei dirle, veramente. Vediamo un po' cosa ne esce fuori.
sanno più loro che noi. Grazie, Di buona nulla. giornata.